Oggi si celebra Santa Elisabetta d'Ungheria, protettrice dei panettieri. Il nome Elisabetta è un antico nome biblico e significa Dio è pienezza. Il 17 novembre si festeggia la giornata internazionale degli studenti. La ricorrenza cade in questo giorno in memoria delle stragi naziste perpetrate in Cecoslovacchia contro gli studenti manifestanti e ha come obiettivi la legittimazione del diritto allo studio e la rivendicazione del diritto alla libertà di espressione di ognuno, due valori indissolubilmente legati che rappresentano dei diritti inalienabili su cui si regge la società civile. Il sistema di istruzione rappresenta infatti il luogo in cui gli studenti e le studentesse si affermano e si autodeterminano. Il capo dei capi di Cosa Nostra, Salvatore Riina, era soprannominato Ucurtu per via della sua statura, ma anche la Belva per la sua crudeltà. Nell'estate del 92 fu responsabile delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Il 15 gennaio del 93 fu arrestato, arrivando a totalizzare 26 ergastoli. Morì nel carcere di Parma il 17 novembre 2017. Ma esiste davvero il sangue blu? La risposta è sì. Infatti i polpi hanno 3 cuori, 9 cervelli e il sangue blu. 2 dei cuori pompano il sangue verso le branchie, mentre il terzo verso gli organi. Hanno inoltre un cervello principale, mentre gli altri 8 stanno alla base di ognuno dei tentacoli. Infine, mentre il nostro sangue è rosso perché contiene emoglobina, una sostanza ferrosa, i polpi hanno il sangue blu perché contiene la cianoglobina, una sostanza a base di rame. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la Luna inizia veramente bene in Bilancia, creando degli rapporti planetari decisamente molto più piacevoli. Vediamo nello zodiaco che succede. Ariete, proprio per voi la Luna è in opposizione, quindi occorre essere un po' più dolci e delicati nei vostri rapporti con il partner, soprattutto ammorbidirvi un po'. Toro, oggi la questione è retta da Urano che porta un po' di nervosismi, dubbi e incertezze. Vi ritroverete ad analizzare profondamente una situazione, vi verrà il mal di testa, ma alla fine avrete le idee più chiare. Gemelli, per voi l'opposizione di Urano con Mercurio è un pochino più urticante, proprio perché il vostro pianeta creerà delle piccole incomprensioni, onde ritrovarvi in delle posizioni un po' scomode. Cercate di essere chiari sulle intenzioni e soprattutto di voltare pagina rispetto a qualcosa che vi ha lasciato l'amaro in bocca. Cancro, la vostra oggi genialità sarà tutta nel fare funzionare Giove che proprio viene stimolato da una Luna in Bilancia, Giove sorretto da pianeti molto fortemente, Giove che però con le pretese della vostra Luna fa il paio semplicemente per le grandi ambizioni che in questo momento nutrite. Leone, per voi oggi è una giornata all'insegna della comunicazione. Questa Luna però oggi potrebbe farvi perdere un po' la pazienza, proprio perché vorrete delle risposte abbastanza concrete. Vergine, per voi invece è una questione di visione delle cose. Probabilmente quella Luna in seconda casa malaspettata di Giove vi fa ancora desiderare che le cose possano essere più fluide e gli obiettivi più raggiungibili, proprio perché adesso anelate a qualcosa di veramente più fattibile, più concreto, ma siete stanchi di aspettare nel tempo. Bilancia, per voi oggi la Luna trionfa nei vostri gradi, è una Luna abbastanza gentile, soft, che raccomanda appunto alla delicatezza e alla gentilezza. Oggi sarete un po' più sensibili ed emotivi del solito.
Scorpione, Venere è un po' pigra nei vostri gradi, non forma aspetto, oggi non vuole lavorare, è scioperata, però sicuramente il Sole sta tessendo delle grandi trame nel cielo, sia con l'appoggio di Giove che con Saturno e Nettuno, quindi sogni, desideri, lavoro ed espansione. Beh, in bocca al lupo, Scorpione. Sagittario. Per voi oggi invece pesa un po' di più del solito l'opposizione di Urano con Mercurio, poco male, basta parlare poco, mentre invece l'energia di Marte vi fa scalpitare e desiderare di fare sport e soprattutto uno dei vostri viaggi. Per ora non è possibile, stiamo calmi un po'. Capricorno, per voi oggi è una giornata molto piena, proprio perché Saturno, il vostro pianeta, sta confabulando con giganti planetari importanti come Giove, Nettuno e utilizzando la forte energia del Sole. Per cui oggi si comincia a fare sul serio per un progetto a lunga scadenza. I vostri sogni, progetti e ambizioni sono veramente al culmine della loro esaltazione. Acquario, a proposito di esaltazione, per voi Acquario che siete sempre molto entusiasti, oggi ci sono tanti aquiloni nel cielo, tanto quanti sono i vostri sogni e i vostri desideri. Plutone vi dà la capacità di poter trasformare tutto, per cui utilizzate questa nuova metamorfosi che vi sta attraversando. Ci sono varie possibilità, una datele anche all'amore. Pesci, per voi oggi è una giornata veramente molto potente, proprio perché gli appoggi planetari che vantate sono assolutamente spettacolari, una giornata in cui potete ricreare un intero universo a vostra misura, a vostro desiderio, per cui usate i poteri di cui siete investiti, le possibilità che avete, insomma, non siate sempre preoccupati di non ferire nessuno. L'invenzione del mouse è di Douglas Engelbart, che il 17 novembre 1970 ricevette il brevetto. Era una scatola di legno con 2 rotelle in basso e un lungo filo nella parte posteriore. Il nome deriva proprio dalla forma, che richiamava quella di un topo. L'idea conquistò un giovanissimo Steve Jobs, che ne sviluppò una versione più avanzata per il primo modello di PC della Apple. Make hay while the sun shines, letteralmente fare il fieno mentre il sole splende. È l'espressione che si utilizza quando si sfrutta una circostanza favorevole da cui ottenere il più possibile dei profitti. Il matto di oggi è il matematico Archimede di Siracusa. Formulò la legge che porta il suo nome. La leggenda racconta che ebbe l'intuizione mentre faceva il bagno e per l'esaltazione corse nudo per la città urlando "Eureka, ho trovato!". La morte conferma la sua eccentricità. Il console aveva dato ordine di portarlo da lui, ma Archimede, intento a fare calcoli, non si presentò e alla fine venne ucciso. Ci salutiamo con la frase del giorno: chi vuol muovere il mondo prima muova se stesso. E quindi muoviamoci, perché un nuovo meraviglioso giorno è alle porte. Io vi aspetto domani con un nuovissimo episodio dell'Almanacco.